per 1 anno e mezzo ho avuto lui, quando andavo a suonare, andavamo nelle varie feste private, e lui la prima cosa che faceva, si metteva le tastiere e mi diceva: guarda che bello così lo sciccareggio, che è il nostro brano, e io: dai, per favore Maurizio, togliamo, noi facciamo blues, facciamo rock, facciamo musica italiana, facciamo lo sciccareggio, no. 2 anni per convincere mio fratello. Poi c'è stata la scintilla e da lì lì è iniziato questo progetto, e quindi Calandria Calandria. Noi con molta umiltà, partendo da contadini, vogliamo raccogliere, diciamo, dei buoni frutti. Bio, possiamo dire bio. Duo in questo caso. No, bio nel senso che sono proprio naturali, nel senso, senza additivi o medicine o quello che sia che mettono... modificati geneticamente. Esatto. Inizialmente siamo stati anche derisi da moltissimi gruppi siciliani. Diciamo che oggi siamo riusciti a girare un po' il mondo. A varcare le frontiere. La cosa bella è stata che il primo nostro tour è stato in Guatemala. Poi siamo stati a New York diverse volte, siamo stati in Belgio di recente, alla festa italiana, in Svizzera l'anno scorso. I siciliani fuori dalla Sicilia penso che apprezzino e nello stesso tempo sentano di più quello che... Sentano, hai detto sentano? Non lo so. Sentano di più? La loro appartenenza alla nostra terra. Mi hai convinto. Quella che riesce a darmi ancora tantissime sensazioni è quella a cui sono più legato, sicuramente per me, è Scotola Scotola, che è questa tarantella rock molto allegra, molto ballabile, ma che racconta delle amare verità. Se vogliamo è una sorta di Vittina Crozza, perché è un brano molto triste, un brano che parla di morte, e molto spesso viene cantato e ballato con il modo euforico, col trullallè, rullallè. E Scotola Scotola è uno di questi brani, è un brano molto ballabile, orecchiabile, ma racconta delle amare verità. Questo è il brano a cui io sono molto legato. Tutti i brani sono figli nostri, per cui penso che si amano tutti alla stessa maniera. Sono più legato un po' al siciliano tipo strano, perché è stato il nostro primo brano inedito. Ti ha dato le prime sensazioni? Mi ha dato sicuramente le prime sensazioni, e poi è stato quello che ancora oggi mi fa capire come siamo riusciti a scriverlo. Mi susu, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto o lo tengo chiuso. La cosa bella di noi due è che, diciamo, io sono un po' più, come dire, trasgressivo delle idee, un po' più vedute un po' più larghe, lui è più un moderatore, e quindi il brano nasce da diversi scontri che abbiamo. Ma anche verbali, no? Anche verbali. Sai, anche se non mettiamo a verbale. No, non mettiamo a verbale quello che succede. Verbali. Lo sai, però certe sere magari stiamo provando un brano, poi io guarda, me ne vado. Lui è sempre quello che solitamente apre la porta e se ne sta sopra, e io resto qua a dire ma perché ci sto a fare con lui? No. Però poi l'indomani, siccome siamo comunque fratelli... questo comunque fratello è quello che mi preoccupa, nel senso che siamo obbligati perché siamo fratelli. Oggi ad esempio la gente vede, noto io molto stupore nel fatto che 2 fratelli stiano insieme. Per i caratteri che abbiamo, forse devo dire grazie alla musica se siamo riusciti a stare insieme, perché ripeto, abbiamo proprio dei caratteri completamente opposti. Però poi la musica invece ci riunisce, ci unisce. Che riesce a farci stare insieme. Abbiamo voluto raccontare un matrimonio, un classico matrimonio degli anni 50, contrastato, diciamo, dai parenti, no? Una cosa che una volta era molto in uso, abituale. Diciamo che forse un po' tutti i matrimoni sono contrastati inizialmente. Questo video, devo dire che sin dalle
prime battute. dalle prime riprese, si è respirata un'aria magica con tutti i partecipanti, dagli attori alle comparse. Che erano circa 200. Circa 200, per quindi cui un piccolo colossal, se vogliamo, per un videoclip. Ci ha permesso in pochissimo tempo di arrivare a 1 milione di visualizzazioni. Oggi siamo vicinissimi ai 4 milioni. Giusto sopra Don Danino, già un'arancina e la cassata che sto mi vuole rovinare la giornata è rovinata, Don Danino s'arrabbia. si torna indietro nel passato. L'Italia e la Sicilia hanno avuto dei momenti difficili, ma c'è stato anche un momento, quello del boom economico, dove c'è stato il periodo del vogliamoci tutti bene, del stiamo insieme. Oggi forse si è un po' più saturi di tutto e quindi questo c'è una Ritorno al nostalgia, passato, c'è è un una ritorno al nostalgia. passato. E poi i colori della Sicilia, il calore che esce in quel video, credo che sia stata questa una delle chiavi di lettura che ci hanno possiamo portato dare. a questo. Non saprei dire. A festa venivo, tutta a casa. Consideriamo che la Sicilia è una terra che ha sempre sofferto, è stata una terra di conquiste, sono venuti diversi popoli a dominarci, molto spesso ci hanno impoveriti dal punto di vista forse economico, ma ci hanno arricchiti dal punto di vista culturale. Facendo una ricerca appunto sulle canzoni tradizionali siciliane ci siamo accorti che ci sono tantissime canzoni tristi, e perché comunque forse il popolo soffrendo appunto cantava questa sofferenza. Io amo tantissimo la mia terra, lo dimostra il fatto che sono rimasto qui, certe volte ci penso magari a malincuore, perché visto che fuori le possibilità sono notevoli e molteplici, però è la mia terra e c'è un richiamo così forte, un attaccamento così forte a questa Sicilia per cui lo sto vivendo con, come dire, con momenti di sconforto e momenti di grandissima euforia, anche se la grande euforia me la sta dando la musica, appunto, questo senso di appartenenza ancora più forte, è perché stiamo veramente cercando di portare avanti quello che è la nostra terra, la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra lingua, e questo mi tiene ancora fermo qui. Di lava e di formento, terra di luvento, terra di la malinconia, terra di poesia. Tu sei la terra